Approvato dalla Regione il bando che mette a disposizione dei residenti 5 milioni di euro come contributo per l'acquisto di abbonamenti annuali al trasporto pubblico locale, un'iniziativa voluta dall'assessorato all'ambiente guidato ora dalla padovana Elisa Venturini, che raccoglie il plauso dell'amministrazione comunale di Padova, che chiede che anche l'assessorato ai trasporti ora faccia la sua parte. Viene riproposto quest'anno, bene, siamo contenti di questa cosa, speriamo che prossimamente però arrivi anche un incentivo da parte del settore dei trasporti della regione, in quanto questo importante sconto sull'abbonamento di 200 euro, quindi di fatto del 50%, aiuta sulle le tasche dei passeggeri, dei cittadini, però abbiamo bisogno anche di un aumento per quanto riguarda il Fondo Nazionale del Trasporto, ovvero il finanziamento per le corse, che è altrettanto importante. Nel sito della Regione Veneto tutte le indicazioni per chiedere il bonus. Per l'assessore alla mobilità questo intervento, seppur meritorio, non è risolutivo, ma necessita di una programmazione a più ampia visione. Si tratta di offrire un'alternativa in più alle persone, e quante più alternative offriamo meno traffico di trasporto pubblico, quindi ovviamente meno traffico ci sarà. Questo è un beneficio, il contributo non solo per chi utilizza il mezzo pubblico, ma un beneficio anche indiretto per chi invece è costretto a utilizzare l'automobile per necessità lavorative o per altre necessità, in quanto si troverà una città meno congestionata. Quindi investendo sul trasporto pubblico ci guadagna tutta la città, sia chi utilizza il trasporto pubblico ma anche chi non lo utilizza.